Buongiorno, bentrovati alla segna stampa di TG Plus per la provincia di Treviso. Si parte con la tribuna, come sempre. A Treviso crescono i redditi, ma se li mangia l'inflazione. Lo studio della CGIL sui salari dei trevigiani dal 2014 al 2021, 2 miliardi di imponibile in più in 8 anni. Il carovita annulla 2 stipendi, potere d'acquisto a 3.200 euro. Sotto invece nella fotonotizia, ieri c'è stata la presentazione ufficiale della giunta, la giunta Conte 2. Barbisán al posto di Schiavon, che ha lavorato benissimo Schiavon, ma sapete che il gioco dei voti poi cambiano le cose. Il ticket rosa di Fratelli d'Italia, Serena Giotto e Vettoretti, sono 3 le assessore. De Checchi non sarà più vice sindaco, il vice sindaco sarà questo qui che si chiama Manera, Alessandro Manera, che tutti ben conoscete. Troppi turisti nei siti UNESCO e ora arrivano i giapponesi. Delitto del Piave, sequestrati PC e telefonino della vittima, indagini chiuse, Miriam uccisa da un'auto a 158 km orari. Nordio autorizza i giudici a perseguire l'architetto di Putin. Andiamo a vedere su Gazzettino invece. Tassa Venezia, il sì di Salvini, l'intervento al Salone Nautico, le bellezze costano ed è giusto chiedere un contributo. La Russa, questa città è un museo, il cammino che dipinge il futuro. Poi è andata male purtroppo la partita di calcio, lo sapete, insomma ieri sera si è giocato. Quei 3 no di Zaia e l'ira del patron, questa è una notizia interessante. Faccio il finimondo. Politica e TV e sanità, le pressioni di Yanakopoulos sulla giunta regionale. Ciambetti dice: io sono stato censurato, non mi hanno più fatto andare in televisione. Da allora poi è scoppiato quel casino con l'U7 tra Bramezza e Yanakopoulos. Vedremo come andrà a finire. Per il momento se ne parla ancora. L'Ussari vietate le bici sulla salita, mito del Giro. Per andare anche a vedere che cosa dice il Corriere del Veneto, tornano le espulsioni nella Lega, una decina di provvedimenti tra cui consigliere regionale Boron, ex sindaci e vice sindaci. Anica caccia al DNA del killer sotto le unghie e tra gli oggetti c'è ancora la foto della ragazza trovata morta sul Piave, e qui Piombino cade dal ponteggio e muore padre di 2 figli. Continuamente vediamo notizie tristi di cronaca, sfide sul web e liti con Salvini, timori per il maxi raduno. Per andare a vedere anche la pagina di TG Plus di Treviso, turismo sostenibile Castelbrando, la borsa dei siti UNESCO, Corri Treviso, grandi firme, la star è Meucci, e sotto vedete che anche noi abbiamo parlato della nuova giunta comunale di Treviso. Siamo andati proprio lì con la telecamera, qui trovate la lista completa di tutti gli assessori. Se siete interessati alla provincia di Treviso a vedere chi sono i nuovi capi della stanza dei bottoni del comune, potete andare a vedere lì. Per l'edicola di Treviso è tutto, a domani.